A preoccupare sono i contagi di rientro, nuova allerta per un possibile focolaio nel Padovano, nel comune di Tribano. Una 41enne a 2 giorni dal suo rientro dalla Moldavia ha accusato febbre leggera e tosse. La donna sottoposta a tampone e test sierologico è risultata positiva. Di conseguenza sono state poste in isolamento le 10 connazionali conviventi che verranno poi sottoposte a tampone ed è stata disposta la sanificazione dell'azienda agricola per cui il gruppo di donne lavora. Quando è rientrata in Italia la 41enne sembra stesse bene, i sintomi sono comparsi 48 ore dopo e così si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia. Il Madre Teresa di Calcutta, dopo 2 settimane senza casi positivi, si è ritrovato a gestire 2 nuovi contagi. Il primo riguarda una cittadina cinese dell'Alta Padovana, risultata positiva dopo aver incontrato un amico vicentino con cui dice di aver fatto un viaggio in auto. Anche in questo caso l'USL ha attivato il protocollo per tracciare i contatti avuti dalla 50enne orientale, che però ha fornito indicazioni poco precise.